La Global Somad Flotilla è stata intercettata dalle forze israeliane al largo di Cipro mentre navigava verso Gaza per aprire un corridoio umanitario. Diverse imbarcazioni, tra cui 2 battenti bandiera italiana, sono state abbordate, con almeno 9 italiani fermati. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato dei connazionali e il rispetto del diritto internazionale, monitorando la situazione tramite le ambasciate. Israele ha giustificato l'operazione come misura di sicurezza per il blocco navale su Gaza, mentre la missione è stata definita atto di pirateria dagli organizzatori. La vicenda ha scatenato proteste in Italia e critiche internazionali, riportando al centro il dibattito sul blocco e sulla crisi umanitaria nella striscia. La crisi tra Stati Uniti e Iran si intensifica. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran, esortandola a muoversi rapidamente verso un accordo credibile, mentre la Casa Bianca giudica insufficiente la proposta iraniana in 14 punti. Trump ha riunito il suo team di sicurezza nazionale e pubblicato su Truth immagini minacciose per aumentare la pressione, mentre l'Iran mantiene la possibilità di negoziare senza accettare lo smantellamento totale del programma nucleare. La tensione cresce nello stretto di Hormuz, strategico per il traffico petrolifero, dove le manovre iraniane aumentano il rischio di escalation. Nonostante il confronto duro, i canali diplomatici restano aperti, ma la distanza tra le richieste americane e le condizioni di Teheran lascia il negoziato in una fase critica, con potenziali ripercussioni regionali e globali. I corpi dei 4 sub-italiani dispersi nella grotta sottomarina alle Maldive sono stati localizzati nell'atollo di Vavu. Le vittime sono Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Odenino, mentre il corpo di Gianluca Benedetti era già stato recuperato. Il recupero, affidato a sommozzatori specializzati di DEAN Europe e alla Guardia Costiera locale, è previsto tra martedì e mercoledì, con estrema cautela a causa della complessità del sito e delle correnti. L'operazione utilizza strumentazioni avanzate come rebreather, miscela Trimix e scooter subacquei, oltre a un veicolo remoto ROV per valutare le condizioni senza rischi. La missione resta delicata, coordinata con le autorità italiane e maldiviane, mentre proseguono le verifiche sull'immersione e sulle autorizzazioni. La Farnesina assiste le famiglie, che attendono il rientro in Italia dei propri cari. A Modena emergono nuovi dettagli sul tragico investimento avvenuto sabato in via Emilia Centro. Salim El Kudri, 31 anni, avrebbe inviato nel 2021 alcune email all'Università di Modena e Reggio Emilia, esprimendo rabbia, frustrazione lavorativa e toni offensivi. La difesa evidenzia uno stato di confusione mentale e ha chiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell'indagato. L'auto ha travolto 10 persone, tra cui una donna gravemente ferita, e l'udienza di convalida del fermo è stata rinviata. La città resta sotto shock, mentre la politica dibatte tra sicurezza, integrazione e riconoscimento del coraggio dei cittadini intervenuti per fermare l'aggressore. A Pollena Trocchia 2 donne sono state trovate morte in un cantiere edile di Viale Italia, precipitate da vani ascensore. I carabinieri, con il supporto degli specialisti scientifici, hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Nola, privilegiando l'ipotesi del duplice omicidio. Un uomo è stato fermato e ascoltato in caserma come possibile autore. Le vittime, probabilmente straniere e non ancora identificate, potrebbero essere prostitute. Gli accertamenti proseguono su dinamica, orari, eventuali lesioni precedenti e movimenti nei dintorni del cantiere, mentre le autorità mantengono massimo riserbo sui dettagli.